Dopo un lungo rinvio sono cominciati i lavori in via Campo dei Fiori, nel tratto da via del Ceppo largo Schiavetta alla sottostazione elettrica, circa 400 metri. Sono lavori inerenti alla posa di un elettrodo sotterraneo a media tensione. Lavori che erano stati rinviati di alcune settimane proprio per evitare di bloccare completamente gli abitanti del Campo dei Fiori, una cinquantina di persone, durante il giorno, poiché non esistono strade alternative per gli abitanti se non quella appunto che ora viene chiusa di notte dalle 23 alle 7 del mattino. I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, quindi questa settimana si concluderanno il 18 di novembre, poi riprenderanno dal 21 al 25 novembre e dal 28 novembre al 30 novembre.